Tre film da vedere questo Natale. Ovviamente per gli amanti del grande spettacolo, della grande avventura, non può mancare Avatar, Fuoco e Cenere, terzo film della serie di James Cameron, sempre più grande, spettacolare e immersivo nel modo di costruire le scene e l'avventura, ma anche piuttosto interessante per come racconta la famiglia e per come la lega al discorso politico. Se avete bambini e volete passare un Natale in famiglia, è già uscito da un po', ma lo trovate ancora perché sta avendo un grande successo. Zootropolis 2 è un poliziesco, ma un poliziesco ad altezza bambino, che parla anche questo di cose importanti come il non lasciarsi etichettare, il razzismo e anche il modo in cui viviamo le nostre città. E poi, per gli amanti del cinema d'autore, una chicca da non perdere su Netflix. Si chiama Train Dreams ed è tutto ciò che Malik negli ultimi anni ha deciso di non essere più. Non perdeteveli.